Serena Pasqua a tutti i veneti, una Pasqua di felicità, una Pasqua di risurrezione della palude italiana, perché noi veneti abbiamo il diritto e la possibilità di portarci fuori da questo fallimento italiano. E quindi nel giorno in cui ci facciamo gli auguri, pensiamo al nostro domani, pensiamo alla resurrezione del Veneto dalla realtà fallimentare italiana. Lo pensiamo con animo positivo, non abbiamo nemici, abbiamo una speranza, abbiamo un'aspettativa, abbiamo molto davanti a noi, abbiamo la possibilità di dare felicità, benessere, prosperità al popolo veneto. E siccome vogliamo una Pasqua di resurrezione e di pace, non possiamo dimenticare il 25 aprile, il giorno di San Marco, del nostro patrono. Quel giorno dobbiamo andare tutti a Venezia, dobbiamo essere presenti in piazza San Marco e non andare a Verona a fare un qualcosa che non appartiene al Veneto, un atto di natura politica, un qualcosa che serve a taluno per incoronarsi premier di uno Stato che ormai è fallito. Andiamo tutti a Venezia col sorriso, con la gioia, con la felicità di poter aprire la strada per il nostro domani. Vi aspetto al mattino per chi andrà alla passeggiata verso il consolato spagnolo, perché dobbiamo stare in sintonia, in unità con l'azione di indipendenza che la Catalogna come il Veneto sta portando avanti il pomeriggio del 25 aprile in piazza San Marco, tutti insieme, con una sola bandiera, quella di San Marco. Auguri ancora a tutti, buona Pasqua.